abbiamo fatto questa lettera al governatore Zaia e al prefetto Laganà, appunto per poter riaprire magari con i prossimi decreti. Non dico di aprire subito perché ovviamente prima di tutto è importante la salute pubblica, però con le prossime aperture non tralasciare praticamente le pasticcerie e poter farci aprire solo la zona pasticceria con la vendita praticamente a dettaglio per asporto e chiudere la zona bar transennandola in modo che i clienti non possano in nessun modo accedere. C'è una differenza netta tra panificio e pasticceria, ma in questo momento molti panifici fanno anche la pasticceria. Purtroppo sì, diciamo che i panifici maggiormente in questo periodo vendono le uova di cioccolato, vendono le colombe, le focacce, tutti i lievitati che vendono anche le pasticcerie. Quindi eticamente mi sembra un po' non proprio bello, insomma, da vedere questa disparità. Sì, esatto. Nel caso di una riapertura quali protezioni, quali tutele potete garantire all'interno del locale? Possiamo garantire praticamente all'interno del locale l'entrata di 1 o 2 persone alla volta massimo e ovviamente i guanti, le mascherine devono avere i clienti e anche i prodotti per igienizzare le mani prima di entrare anche all'uscita. Quindi come fosse il supermercato, diciamo, qualsiasi negozio aperto attualmente. Il vostro è una pasticceria storica che automaticamente è diventata la capofila di questo gruppo, ma non siete soli in questa... No, io ho raccolto il sentore di vari colleghi della zona che praticamente hanno tutti questo problema perché la maggior parte delle pasticcerie attualmente hanno tutte la caffetteria e quindi sono discriminate da questo punto di vista, no? E quindi sono vari colleghi che si lamentano di questo e ho raccolto un po' tutte le opinioni della zona e parlato con altri colleghi e appunto poi mi sono deciso di fare questa lettera per riuscire praticamente poi in prossimo futuro a riuscire ad aprire, insomma. Voi avete comunque anche un servizio a domicilio? Sì, noi siamo appoggiati a Cibos Edilizia a Domicilio che effettua la consegna per noi dei nostri prodotti. Abbiamo una produzione un po' limitata perché in laboratorio lavoriamo solo io e mio fratello, i dipendenti sono a casa e cerchiamo di fare quel poco per